Benvenuti ad una nuova puntata di X-Lab Podcast, il podcast che nessuno ha chiesto ma di cui tutti avete bisogno. Senti come lo scandisco, ma che ne do coglioni. Comunque siamo qui con un'altra persona incredibile, mai visto comunque, vero? Dopo la sigla. Oggi siamo qui per parlarvi di 10 sfighe, com'è che le hai nominate? Non così. No. Allora, il titolo sarebbe Superpoteri al contrario, Superpoteri al contrario. o meglio, tu hai qualche talento nascosto, diciamo, cose di cui non vai fiero, che non sono necessariamente positive, ma che noti che sono ricorrenti. Boh, che ho 3 tette, ma... Ti faccio un esempio, ad esempio io ho questo dono che non ho chiesto di... Ma che tutti sanno di aver bisogno. Se entro in un locale e decido di sedermi su un tavolo, non so, sto facendo aperitivo o qualcosa, becco quasi sempre il tavolo con la gamba zoppa, ok? Che ti siedi e ti accorgi subito che c'è una gamba più corta. Ma scusa un attimo, ma stavo pensando, ma se tu hai la gamba zoppa, anche quello davanti di te o in parte di te ha il problema della gamba zoppa? Cioè... Ma sono spesso da solo, non volevo ammetterlo. Ah, ok, ora sì, ti sei proprio sfigato in tutti i sensi. Triste, qua devi fare un bello zoom triste. Siamo alla seconda sfiga, ma sono più che altro... Non sono sfighe, sono dei insomma, doni dai, che non abbiamo richiesto. Cioè io generalmente nella sfiga che ho, solitamente arrivo sempre, cioè sono sempre ciucciato coi tempi, cioè sono troppo ottimista alle volte, tipo dico... Ho 5 minuti in più, non è che dico mi preparo e parto un po' prima così sono tranquillo, no, 5 minuti posso fare, sì. posso fare 1000 cose nel frattempo e dopo puntualmente arrivo in ritardo. Però noto che se io sono in ritardo, quindi parto in ritardo per andare a appuntamento X, per andare a lavoro eccetera, trovo il disastro per strada, cioè trovo il casino e mi tocca bestemmiare guidando. Se invece parto in anticipo, È vero. non c'è mai nessuno e arrivo là in anticipo. Pensa che tante volte faccio la combo, ho detto, anche se non devo far benzina, vado a far benzina lo stesso perché non posso arrivare troppo presto e dopo corro lo stesso perché sono ciucciato. Ecco, sta roba qua si ritardi. A parte la cosa di andare a fare benzina anche se non ho bisogno, è un dono che ho anche io, diciamo. Una gran fortuna, questa sì che è una sfiga. Ti è mai capitato magari che dici vabbè devo fare 1 chilometro, poca strada, mi metto in ciabatte, non mi porto neanche la patente, ti ferma? Sai che una volta mi è capitato con Iron, sono andato passato a prenderlo, dovevo fare un video proprio vicino, l'ho passato a prendere in macchina e non ho trovato i carabinieri, non avevo un cavolo dietro. C'era fermato, c'era Iron che era terrorizzato perché neanche lui aveva niente. E alla fine però avevo le foto sul telefono, Le foto della patente sul... Sì. Che culo. Sì. Mi dicevi che capitava anche che magari, che ne so, trovai la tipa, no? Allora sì, magari non lo so, amori platonici del paese che... Forse sono più per le tipe sta roba perché per i maschi comunque questo problema. Ma ti ripeto, secondo me succede a entrambi, alla fine noi la soffriamo di più perché la viviamo come una sfortuna. Però sì, il classico è che dici vabbè devo andare fino in supermercato, cioè vai vestito male, bene o male, non è che sia una cosa, è proprio per dire ci impiego 5 minuti, qual è la probabilità che... E ovviamente più di una volta mi è successo che sì, che magari trovassi la tipa che diceva no, proprio lei devo trovare... che aspetta davanti a me in casa, quindi non c'è modo che lei non mi veda che sono vestito come San Francesco con i sandali e... Non sono tipo da sandali, però magari sì, sono... Però secondo me sono più le tipe, perché le tipe quando escono la sera si mettono magari 1 chilo di malta addosso, no? Si truccano, stanno là a farsi i capelli, stanno 3 ore in bagno, no? Invece noi ci mettiamo 5 minuti, quindi magari la tipa esce là tutta struccata che pare uno zombie, devo tagliare sta roba qua. No. E magari arriva là al supermercato, trova il tipo che cavolo mi ha visto proprio che ero preso a malino, no? Che magari se uscivo con lui era a posto, mi truccavo meglio, mi sistemavo
e invece era un attimo presentabile. È diverso dall'esempio del supermercato, ma conferma quello che ti dicevo, che vale per tutti e due i sessi, nel senso capita sia a maschietti che a femminucce di essere in disagio con magari la fiamma platonica. Ti dirò, forse sai perché a me non capita, perché io vivo perennemente nel disagio, quindi non riesco neanche a fare sta scaletta. Questa forse riguarda, vabbè, non sono d'accordo. Che non ti metti mai in tiro, vuoi dire? Assolutamente no, Okay. non ne ho bisogno, non mi interessa. No, beh, neanch'io, però insomma, quelle volte che sono meno in tiro del solito. Vabbè, Posso dire, allora, volevo fare tipo un grigetto, uno spoiler. Alvise ha scritto una scaletta con tutte le cose e da qua le sue riesco a capire, quelle che ho scritto io no. Che cazzo ho scritto? Coda, frutta, fretta. Coda, fretta, tabaccaio. Così ci mettiamo un po' troppo a nudo il nostro modus operandi, che è segreto e di successo. Infatti, se volete qualche consiglio riguardo a come ottenere un podcast di successo, potete scriverci nei commenti e potremo dirvi come ottenere quello che abbiamo ottenuto fino adesso, che è notevole. In realtà, per avere un podcast di successo basta che fate tutto l'opposto di quello che facciamo noi e siete sicuri di aver fatto bingo. Allora passiamo con la prossima materia, il fatto di trovare la coda quando vai in tabacchino. Allora, a me questa magari sì, è più una cosa che tu non sei un fumatore. Io a volte sono di fretta e penso anche io di avere il superpotere di riuscire a fare tutto nei tempi giusti, e dico vabbè, aspetta, mi fermo un attimo dal tabaccaio, e puntualmente ho questo dono di trovare i vari ludopatici, giocano i numeri o che chiedono il gratta e vinci o che devono spedire un pacco o ritirare un pacco, ma il più delle volte becco la gente che va a sentimento con i numeri, che io magari sono dietro che fremo e ho questo che mi fa mi giochi anche il 10, mi giochi poi il 6 e me ne dai un altro per favore, e sembra non finire mai. Ecco, questo è un altro dei miei doni. Una cosa che questa qua è veramente una sfiga, perché magari qualcun'altra di prima si può dire che con le giuste attenzioni forse le puoi evitare, anche il discorso ad esempio che ho fatto io del ritardo eccetera eccetera, se uno si organizza può evitare, però questa qua in particolare secondo me è inevitabile, perché è quando tu organizzi qualcosa, una grigliata, una cena, una festa, fai tutto perfetto e quel giorno là piove. Magari fai sta roba qua per un mese, anche io che organizzavo eventi capitava che pioveva e in alcune situazioni riuscivi anche a, diciamo, sistemare, ma magari eri un attimo al coperto, però magari, che ne so, vuoi fare una grigliata in casa, sei tra amici e non hai modo di farla a coperto e quindi ti salta tutto. Là secondo me è una sfiga, è un bel superpotere. È un talento notevole, più che altro perché, come dicevamo, capita che riesci magari per la prima volta o per più volte a mettere assieme la gente che volevi, a procurarti tutto quello che volevi, è tutto perfetto, però c'è quell'incognita del tempo che anche là con le giuste basta guardare il meteo. Io non mi fido neanche del meteo collegandoci all'oroscopo della puntata prima. Non sono d'accordo, perché se tu organizzi sta roba qua un mese prima e tutta quanta la gente libera, tu lo sai 2 o 3 giorni prima se piove o no. Ma ci speri fino all'ultimo che non... Vabbè, ma un mese prima se mi metto a organizzare non è che posso decidere, cioè se io voglio fare una grigliata all'aperto io non posso sapere un mese prima se pioverà o meno. Talento è un superpotere. Quante volte a Pasquetta alla fine piove che stai da organizzare, a fare, a brigare. Pasquetta è la più stereotipata di tutte. Pasquetta lo colleghi inevitabilmente a pioggia. Anzi, posso dire che tra l'altro mi è proprio capitata quando abbiamo fatto il video di Carlo Kebab, che vi invito ad andare a guardare. L'avevamo organizzato penso un mese e mezzo prima per incastrare una data che eravamo liberi tutti. Quel giorno là alla fine abbiamo trovato giusto le ore che non pioveva, ma in realtà ha piovuto dopo quel giorno là. E quindi cosa fai? Fai a meno di fare il video? Il video è venuto fuori egregiamente.
e ha un ritornello che è appiccicosissimo. Io non sono andato avanti giorni ad avere il ritornello di Carlo Kebab in testa. Bella Carlo Kebab. Il fisciale dice. Comunque io passerei al prossimo superpotere, che anche questo qua è molto poco inevitabile se capita. Questo penso che ci coinvolga bene o male a tutti, sarà capitato questa coincidenza, talento, superpotere di andare in ferie finalmente e di ammalarsi. Niente di grave, magari insomma un'otite, O peggio, ammalarsi in vacanza. ammalarsi in vacanza, ok, devi andare a Lourdes un po', però sì, la cosa No, capita più di quanto che credi. cominci a sternutire la sera prima boh, da domani sono in ferie. Quello è un bel superpotere, a mio avviso. Esatto. Oppure anche ricollegandosi a prima, organizzare mega evento, mega roba e stai male, hai la febbre. Anche quello. È più frequente stare male dopo l'evento anche. Sì, ok, ma ormai l'hai fatto. Amen. Prendi Sì. le conseguenze. Esatto. Questa è più per te, il radar. No, vabbè. No, se l'avevi nominata a te, io non è che per fortuna io prendo un po' tutto, si può dire, quindi vabbè ragazzi. Ok, allora non lo so, a me è capitato svariate volte. Questo lo annovero assolutamente tra i miei talenti nascosti. Bene, sempre stando in tema di amori platonici, quando, non lo so, vedi una ragazza e dici, è perfetta, quella è la donna, è la donna della mia vita, perfetta. Però alla fine mi accorgo, non lo so, che la raggiunge un'altra ragazza e che sembrano piuttosto affiatate e dici, ah, ecco perché era troppo perfetta, c'era la fregatura per me, non c'è nessuna fregatura in nessun altro senso, però penso di avere un radar per le tipe che non hanno nessun interesse in me. L'ho avuto. Sì, classico. Non è come dire, la prassi o anche... O magari dicevamo prima, no, sei in quella fase che non sai se stai conoscendo sta tipa, non sai se la cosa può restare un'amicizia o resto, e quindi non sai se esporti digli o sai, però siamo un periodo che stiamo vedendo, io qua, io là, e non sai se esporti, che magari da una parte hai il rischio di dire no, ma cioè, è un'amicizia, ma cosa pensi? Ma quella, dall'altra magari invece è oh, ma sto qua, c'è Seref, ci siamo, che magari potrebbe anche chiedermi certe cose. Questa è bella dolorosa perché può succederti con una tipa appena conosciuta, però è più spesso con qualcuno che conosci da anni magari, perché c'è il discorso del non voler rovinare l'amicizia, oppure Anche quello, certo. di stereotipare in maniera quasi la donna angelo, che dici no, ma figurati, lei è troppo, non... E qua è il superpotere di dire rovino e provo a buttarmi o è meglio di no, e se puntualmente se ti butti ti va male, se non ti butti poteva andare bene. Ecco, questo era un po' il concetto. La cosa peggiore che è capitata a me è stata, vabbè, non tante volte, però mi ricordo di una in particolare che ho avuto conferme incrociate negli anni di gente che mi diceva no, ma guarda che lei ci sarebbe stata, e come? Scherzi? Cioè, ti sei fatto tu problemi. Certo. E se non te li facevi andava di... Esatto, cioè la mia sensazione all'epoca era del tipo no, ma sicuramente rovino tutto. Se no devi fare come il buon Trimi che ha detto sul podcast, fa eri incinta, l'amoroso, che problema c'è? Problemi zero, lui non si fa problemi, lui sarebbe andato vabbè. Male che vada, le prende per la gola. Non è così. Vabbè dai, poi con la cucina. Allora, un'altra potente secondo me è il superpotere non lo so, vedi un collega che vuoi spiegarlo meglio te magari, che è un po' difficile da spiegare. In ambito generale è come dire, senti un tuo amico, una persona che fa una cosa che è sbagliata, è furba, diciamo, no? Partite da Lauscià
ad andare a Mestre. Spazio Conad. Spazio Vecchia Conad, da là. scuola. Sì. Ci sono le due corsie, c'è chi magari fa il furbo che supera tutti, no? E si butta in rotonda e praticamente salta tutta quanta la coda, no? Con le due corsie, fa il furbo, no? Lo odio quello. Esatto. Magari uno dice, ma io sono in ritardo, no? Faccio sempre così. A lui va sempre bene, puntualmente la fai te una volta e c'è un macello. Becchi quello che vuole scendere dalla macchina oppure becchi i carabinieri, scusi, fermi, multa, cioè, ma questo in tantissimi contesti, in tantissime situazioni, o magari anche a lavoro, magari, ma sai, quando c'è quello là col turno io vado via, prima faccio questo stato, lui lo fa sempre, lo fai te una volta il furbo e ti castigano, no? Quello è un superpotere della sfiga. Sì, no, è capitato anche a me a lavoro, ma bene o male sono cose gerarchiche, perché andiamo bene o male anagraficamente, possiamo ancora definirci giovani e quindi siamo non gli ultimi arrivati ormai, però siamo comunque ancora i ragazzi rispetto ai... non possiamo competere con la corsia preferenziale che hanno... che sia il trucchetto per avere la merendina alle macchinette, esatto, o queste cose qua. Sì. Tu tu non te la lasciano, come dire, non te la lasciano passare. E quando saremo troppo vecchi per fare queste robe, vabbè. No, avremo anche noi un momento in cui potremmo usufruire di questi benefici. Per ora sono delle sfortune, diciamo così. Esatto. Allora... Questa qua l'hai trovata te, è un superpotere come può dire, che hanno tutti ma nessuno lo vuole dire. Il discorso delle maschere, nel senso, quando sei in certe situazioni ti tocca, non dico mentire, ma far vedere una parte di te che magari non è te. Tipo al lavoro non è che puoi fare, che ne so, magari te a casa sei abituato ad avere un certo sistema, a parlare in un certo modo, esatto, a porti in una certa maniera, al lavoro non puoi. Mi posso immaginare, che ne so, un venditore di prodotti, qualsiasi cosa, che col cliente, con la persona si pone in una certa maniera, a casa si pone in un'altra. Non saper recitare, cioè se puoi fare qualche esempio tu che dici. Sì, diciamo che la vita in sé di tutti i giorni, da quando usciamo di casa, quando torniamo a casa, ci porta ad essere un po' tutti attori, attrici, incapacità totale di saper recitare nei momenti che contano. Se tipo devi dire una piccola bugia a fin di bene il più delle volte, però non saper magari in un contesto, che ne so, a casa, che sia con la ragazza o con i genitori, perdere qualsiasi abilità di recitazione all'istante. Questa cosa può succedere, tipo scusa ma hai messo te le ciabatte là? Io ho messo le ciabatte là, cioè tipo non ti dimentichi assolutamente tutte le cose che hai fatto durante tutto il giorno. Se ti accusavano da qualche altra parte di qualcosa saresti diventato Sean Connery magicamente. Però ti succede con la tua metà o con tuo padre e casca al palco. Giusto. Io direi di chiudere perché l'ultima me la sono mangiata assieme alla ottava, quindi mettiamo un bonus per i nostri amici che sono arrivati fino a qui. Oddio. Un superpotere bonus. Beh, sarebbe curioso sentire anche in questo. Scrivetelo voi un superpotere bonus e ci vediamo alla prossima puntata. Siamo qui con un'altra persona. Tolgo la maschera che indosso tutti i giorni. Quindi un'altra persona ancora. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.